No, I'm not a writer. Ora il mio amico CP si è messa nella posizione dell'amicizia, perché la posizione dell'amicizia è quando ti metti spalle a spalle con qualcuno, no? E scarichi il peso e ti fai da seggiola, no? Reflex, hai finito di mettermi a fuoco di continuo, fai sfocato, sai? Non devi mettere il manuale, ma quando ti fai gli autovideo, oh, sta arrivando un pastore tedesco libero. No, mitici, allora non ho fatto tempo a fare il video. C'è quelli vanno in giro col cane guinzaglio, che c'era la bambina, ok, va bene. E il gatto che gli rincorre, stupendo, numero uno. Hai visto, Amy? Hai il gatto al passeggio? Hai il gatto al passeggio? Ah, il gatto. No, ma è loro o no il gatto? Sì, sì, è loro, guarda quelli dietro. Eccellente, Dio caro. È bravo quel gatto, il gatto a passeggio, eh? E insomma è stata bellissima la scena, perché praticamente c'era sto gatto che andava veramente a passo di cane, no? E si era anche fermato un attimo a guardare Amy l'ha guardato, no? Ma anche per lei era talmente strana questa situazione che ha detto no, quello non è un gatto, non può essere un gatto. E allora non è successo niente, cioè non si è neanche inalberata, è stata solo lì a controllare. Vero Pipi? Eccola là. È il tuo amico cane, hai visto? È il tuo amico Bau, che va a fare i giri anche lui. Vedi, io voglio tanto bene al mio CP, però effettivamente è un cane spazzone, cioè vedi, tutta sta smerdaio che tu stai vedendo adesso, in realtà è la schiena di CP. Eccola là, fa tanto la seriosa, fa tanto la figa e dopo, spazzona. E poi c'è questo silenzio ipnotico a cui veramente non siamo più abituati, no? Ogni tanto ti senti un po' appunto partire una specie di ipnosi, proprio perché non sei abituato a stare tutto questo tempo in questa specie di silenzio, nonostante l'occhio percepisca uno spazio molto ampio, quindi una grande possibilità di rumori, ma in realtà non c'è niente, cioè è questa l'associazione, no? Grande spazio e zero rumori, e dici, ehi, dove cacchio sono? C'è una specie di sogno, le orecchie che non funzionano, no? Poi dura poco perché insomma passa qualcuno o passa un motorino in lontananza, però quei piccoli momenti te li godi veramente. Beh, poi qua con CP, no limonare, no, dopo l'amorosa è gelosa. Tu non hai il tuo amoroso da limonare? Dimmi, caro CP. Bella la vita, vero CP? Un signore che corre. Ma sì, sai che qua fanno le corse, vedi? Fanno lo jogging, fanno il footing. E noi facciamo il caffegging, il sonnellino-ling, vero? Facciamo così, io e te. No, ma tu mi fai il leccamento-ling. Aiuto, no.
Sì, 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 qui che tu ci credi oppure no, questo è proprio il gatto da passeggio, eccolo là, guardalo, fenomenale. E noi siamo zingari un po' rotolosi, stiamo qui sdraiati a terra, stiamo bene, il CP va al pascolo, vedi? Così posso anche immedesimarmi un po' nel pastore, no? Che si sdraia felice e beato a guardare le pecore, e io guardo il CP che pastoreggia là, che bruca. Guarda Amy, questa Margherita ama, come diceva Cocciante, e ama tutti quei fiorellini là, è un po' puttana. Beh, devo dire che abbiamo fatto bene alla fine a non chiamare per andare al castello, a star là a vedere le robe di Skye. No! Siamo andati qua a vedere le cose della natura, è bellissimo, a sdraiarci nei prati, vero Amy? A guardare i fiorellini, vero Amy? A fare tutte le cose del wild, vero Amy? E chiedo conferma. Vitis vinifera, ma questa si chiama sul serio così, eh? Giornata magica, hai quella sensazione che hai tipo dopo che hai funfatato, no? Solo che quando hai funfatato, sì, hai questa sensazione per un po' e dopo insomma ti viene da dormire, no? E qua invece avanti da ore, come quella canzone. CP, fagli vedere la camminata da svacco. La camminata relax, dai, fagli vedere, sei timida, ti vergogni come tutte le femmine a far vedere la camminata, eccola là, ecco la camminata da svaco totale. Beh, allora tieni conto, noi non l'abbiamo fatta tutta perché hai sentito il signore prima lunghetta, è tipo 8-10 km, no? E abbiamo investito tutto il tempo a svaccarci. Però da fare in bicicletta quello senz'altro. Io adesso ho la catena che è andata perché si è arrugginita, ho cambiato tutto, il telaio in alluminio, tutte le viti le ho messe in acciaio inossidabile, adesso ho trovato che fanno anche le catene in acciaio, quindi adesso quando sarà ora di andare in giro in bici, tipo adesso, gli cambio la catena e metto quella lì in acciaio. Così cane, andiamo a farci anche questi giretti, questi posti bellissimi qua, veramente. Beh, fortuna che noi abbiamo la casa dietro, ci siamo messi la felpetta e i pantaloni morbidi. Ho visto gente passare con i jeans, il giubbotto, quello pesante invernale,
mi hanno fatto una pena, ho detto porca troia, non vorrei essere letteralmente nei loro panni. CP, beh, abbiamo camminato, però dai, non si può dire che non abbiamo camminato. Il nostro lo abbiamo dato, sì, lo abbiamo dato. Dopo sembra che siamo pellandroni, no, no, andiamo a zingarare. Buongiorno primavera, ma che colori. Vedi cane, noi ci siamo sempre chiesti cos'è sta roba, ste robe qua, saranno le graffette? Chi ha messo le graffette a casa? Eh sì. No, che le mura. Perché? Praticamente dobbiamo salire in camper adesso. Ed eccoci arrivati, caro CP e caro tu che ci guardi, guarda dietro il cancello, c'è l'abitazione, sto venticello che c'è, mamma mia che goduria, che goduria! Quindi noi col discorso che adesso andiamo nell'abitazione, al massimo ti saluto qua così. Cius, alla prossima cosa? Prossima puntina? Ah, vabbè sì.